Grazie della linea Laura, dunque con te abbiamo parlato di funghi e qui con me invece c'è Francesco Arrigoni, responsabile di produzione di Oppo Veneto, organizzazione produttori ortofrutticoli che si occupa tra le altre cose della produzione ma anche della valorizzazione di questa meraviglia delle nostre terre l'oro rosso. Allora, che cosa portate qui a Berlino? Beh, diciamo che in questo periodo le nostre teste di serie sono ovviamente i 5 radicchi che quest'anno vengono portati con tutto il marchio GP, sia il Verona, il Chioggia, il Precoce, il Tardivo e il Variegato di Castelfranco. Quest'anno si aggiunge anche la certificazione Biodiversity Friend che vuole dare un messaggio ulteriore di qualificazione alle produzioni. Ecco, questo è importante perché voi vi trovate all'interno dello spazio di CSO, lo spazio di tutte le aziende italiane che quest'anno è cambiato, come si saranno accorti i nostri amici da casa, è all'insegna dell'ecosostenibilità. Sì, all'insegna dell'ecosostenibilità noi siamo promotori appunto attraverso anche questa certificazione e che vuole dare un messaggio ulteriore, cioè il prodotto è sì buono, è di qualità ma viene anche da un territorio di qualità dove l'ambiente viene rispettato, dove c'è un buon livello di biodiversità e dove si rispetta anche l'uso e la tradizione dei prodotti. Allora è sempre un momento importante questo della Fiera di Berlino, per voi una presenza oserei dire storica, riscontri indubbiamente positivi perché come potete vedere alle nostre spalle fervono le trattative, gli acquirenti, le persone interessate sono sempre molte. È apprezzato anche qui all'estero questo prodotto? Sì, diciamo che si fermano tutti qui davanti, soprattutto c'è una forte attenzione sul variegato perché ha una forma e un colore molto accattivante, però diciamo che il radicchio è il nostro il prodotto di traino, diciamo, anche per le altre produzioni, quali la lattuga, i porri che abbiamo qua in questo momento. Ecco, Francesco Arrigoni, responsabile di produzione, per cui impegnato proprio al fronte, come si suol dire, e qual è stata fin qui, come è andata la campagna di produzione, quali sono stati i risultati del mercato? Beh, diciamo che all'inizio in autunno ci si attendeva un po' di calo di produzione, però visto che il mercato insomma è rimasto abbastanza costante su un buon livello riproduttivo, la qualità è ottima e penso che arriveremo tranquillamente a fine aprile con il radicchio tardivo e a marzo con il Chioggia per dopo cominciare con la produzione primaverile. Ecco, ricordiamo che i prodotti che vediamo qui esposti hanno anche dei marchi a suggello del disciplinare di produzione e che garantiscono soprattutto l'origine e la qualità e il consumatore che sta a casa. Esatto. Tutti e 5 i radicchi, ripeto, hanno l'attestazione di indicazione geografica protetta, marchio comunitario, che garantiscono appunto la qualità del prodotto, l'origine, ma anche tutti i passi della filiera che sono fatti secondo il disciplinare depositato dalla Comunità Europea. Si chiede sempre a una fiera perché è un po' un ponte tra l'anno che è passato e l'anno che verrà. Gli auspici per il 2013 di Oppo Veneto quali sono? Beh, sul radicchio sicuramente ci consolidiamo, penso che si introdurranno dei nuovi prodotti anche per quanto riguarda l'insalata di Lusa IGP, più che altro delle nuove forme di presentazione del prodotto in modo da ampliare sempre di più il nostro mercato. Allora, quando andate a proporvi sul mercato c'è anche un aspetto particolare legato al packaging, cioè all'imballaggio. Quanto pesa questo? L'imballaggio diciamo, intanto rappresenta un elemento del servizio, per cui deve essere proporzionato alle esigenze del consumatore. Mercato all'ingrosso, catering, oppure distribuzione moderna. Ognuno ha le sue esigenze, ognuno ha le sue aspettative rispetto a questo prodotto. Per cui noi presentiamo i nostri prodotti anche con tutti i tipi di imballaggio che siamo disponibili, anche eventualmente delle confezioni filmate con 1 chilo solo di prodotto, con più prodotti all'interno, in modo da dare
un ottimo servizio per i nostri clienti. Ecco, tra le altre cose, per gli amici che volessero farlo, sul vostro sito ci si può anche iscrivere, c'è una newsletter Sì. che arriva puntuale, esaustiva. Ogni settimana Ricordiamo il sito, visto che www.ortoveneto.it, là ci si può iscrivere alla newsletter, questa arriva ogni mercoledì e porta tutte le novità del nostro mondo, diciamo. Ecco, consiglio di farlo perché davvero anche agli amici da casa schiude davvero un mondo ed è sicuramente importante essere, come noi vogliamo ribadire, dei consumatori consapevoli. Io penso che sia importante dire che queste informazioni sono anche importanti per il consumatore, perché ci sono dei momenti in cui è opportuno consumare certi prodotti piuttosto che altri perché sono a buon mercato. La stagionalità. La stagionalità, appunto, la stagionalità. Allora, grazie con questo messaggio di Francesco Arrigoni, responsabile di produzione di Oppo Veneto. Noi dal mondo dei radicchi vi salutiamo e vi lasciamo in compagnia di Laura Ferrari che ci farà vedere la realtà del MAP di Padova.